Pronto? Ciao, Ciao. mi Ciao Pier. senti? Piacere. Come Che va? forte. Eh? Bene, tu? Bene, bene, sì, sì. Per fortuna Così, che abbiamo allora questa possibilità, ti no, do il di... benvenuto. Sei la prima ospite che inaugura questo programma Oh, mi fa piacere. che si chiamerà Filò Veneto 4.0. Mi fa Ti piacere. piace il nome? Sì, bello. Già la parola Veneto mi... mi... Vuole essere proprio un filò, una chiacchierata informale, così fra amici e Sì. scambiarsi qualche opinione tra amici, così e sentire cosa sta succedendo lì a New York, com'è la situazione. La situazione è ancora un po' così, è anche critica. Stanno già, almeno io, come sai, abito a Washington DC, perciò sai, ogni stato è anche diverso e decide. Ah, no, no, scusa, pensavo fossi a New York. No, 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 Mi magari avevi detto qui che eri a New spunta, York. scusa per il mishap. Sì, no, Washington DC, la capitale, diciamo. sono a Washington DC, sì. Beh, ovviamente New York è stata probabilmente quella più colpita e sono ancora in lockdown anche loro. Non è il lockdown, la parola che viene usata, non è eh, quello che è stato in Italia. Assolutamente, perché comunque qui la gente, io posso uscire, posso andare a farmi le camminate, non siamo bloccati, non siamo mai stati bloccati a non uscire di casa o andare oltre una determinata distanza. Ovviamente i negozi sono chiusi, i ristoranti sono aperti solo per il take out, Peccato. solo per il delivery, cioè tu ordini Sì, 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 online, può portare a casa. devi Sì, sì, ordinare online. è diventato di moda anche qua ultimamente, Sì. anche perché saprai anche tu sicuramente sei in contatto con la tua... Tu sei di Mareno, vero? Io sono di Mareno di Piave, sono Di una Mareno di marinese. Chiara. Raccontaci qual è la tua occupazione, lì se hai piacere dire cosa Assolutamente. fai, cosa facevi, perché adesso sei ferma anche tu, no? Sì, io adesso con la metà di maggio sono 2 mesi che non lavoro. Sì. Due mesi, eh? Sì, dal 14 di marzo. Beh, io Avete avuto qualche aiuto dal governo oppure no non ancora? ancora. Beh, allora ricomincio un attimo. Faccio la truccatrice. Ah, ecco Io sì. sono qui è chiamata make-up artist. Makeup artist, Make-up beautiful. artist, sì, ma è truccatrice e lavoro per due televisioni, tre televisioni che sono le major network qui, lavoro per la CBS e per la MSNBC e fino a poco tempo fa anche ho lavorato per tantissimi anni per la Fox News Channel e Ah, anche altre. Nel passato ho lavorato anche per la Bloomberg, per la CCTV che è la China TV, insomma è un po' si gira, a volte si va di qua, di là, ma quindi prepari ultimamente prepari le star e sì, prepari gli ospiti e li fai belli, sì, li fai in praticamente modo che i vengano bene. corrispondenti delle network dove lavoro, gli ospiti che vengono in trasmissione perché lavoro anche per la CBS, uno dei programmi che copro è Face the Nation, che è la domenica mattina, è un politico show. E perciò tutti gli ospiti che vengono, i nostri corrispondenti, così. È la stessa cosa nelle altre network che lavoro. E le prospettive per il futuro sono buone? Pensi che riapriranno
o ci saranno delle difficoltà? Che deadline vi hanno dato per le riaperture? Ancora non abbiamo nessuna direttiva per quando sarà e come sarà. Sicuramente ci vorranno ancora qualche settimana, Qualche forse. settimana, bisogna avere Sì. pazienza. Bisogna avere molta pazienza, sì, ma La ora come ora gente, non la c'è niente gente di... come reagisce a questo sistema che praticamente li obbliga a non lavorare, e sappiamo che lì le paghe in America vanno di settimana in settimana, così gli affitti, le Sì. scadenze e quant'altro. Quindi come Beh, affrontate un problema del genere? ha gettato il paese in profonda, non dico un po' depressione, però ovviamente migliaia di persone hanno perso il posto di lavoro perché ovviamente c'è chi potrà prendere la disoccupazione, no? Qui è chiamato l'unemployment, Sì. ma ci sono tante situazioni, e dico migliaia perché i numeri non li ho e sono in crescendo anche, ma tanta gente proprio perderà il posto di lavoro. Non è che finita l'emergenza ritorni al tuo lavoro, ci saranno tantissimi, ma tantissimi che non torneranno al lavoro. Anche qui si presume che, specialmente nella ristorazione, nel servizio, diciamo, della ristorazione, ristoranti, bar e cose così, tanti non riapriranno perché ovviamente eh, andranno in bancarotta o sai, si fallisce perché comunque si vive un po' tutto di credito, no? E allora, Sì, sì. È eh, una situazione non bella, anche perché mm, non si vede un futuro, non si no. vede E sarà, un'uscita, almeno sarà a breve comunque termine, una cosa lenta, cioè non, una eh, cosa lenta. sì, molto lenta, poi ovviamente le informazioni che girano, diciamo, internet, tra le news, media e così, che magari si prevede un'altra botta di epidemia nell'autunno, nell'inverno, ma è tutto così molto incerto, secondo me anche. E comunque, poi sai, qui come sai la sanità non è come in Italia e adesso non No, so dire purtroppo. dove è meglio, dove è peggio. Ehm, Qui non c'è prevenzione. Anch'io ho un mio medico di base, però se dovesse succedere qualcosa, che io ringrazio Dio, per fortuna ancora sto bene, ma faccio una vita molto reclusa qui in casa, anche se esco e comunque a passeggiare così, ma quel social distancing io l'ho applicato. Però Certo. anche qui, sai, metà della Obbligo gente ovviamente di esce con mascherine, come dire. mascherine, metà non le porta, alcuni, diciamo le classiche farmacie, come diciamo noi, qui sono i CVS, i Walgreens, che sono tutti negozi molto grandi che poi vendono un po' di tutto, ecco, non solo dai medicinali. Per legge, se entri lì devi avere la mascherina. Anche nei ristoranti, quando vai a prelevare il tuo pick-up, il tuo delivery, ehm, insomma, devi avere la mascherina, devi tenere le distanze, cose così, che diciamo, è diventata è come un decreto, una Sì, sì, legge. è come qua praticamente, ormai il mondo si è rimpicciolito e Sì, appiattito tutto sommato, sì. ma Sai cosa? diciamo Solo come hanno affrontato l'emergenza sanitaria, riescono a tenere gli ospedali. Quanti morti ci sono stati, per esempio, finora nello stato di Washa? Hai idea? Guarda, fino all'altro giorno, perché adesso sono 3 giorni che mi sono proprio un po' tolta ad ascoltare le Sì, perché news, ci erano stufa di 100, sentire. 150, due qualcosa, sì. Ah, no, non moltissimi No, allora. Sì. qui proprio, beh, Washington DC è una città, non è,
Sì, sì, sì. Poi abbiamo la Virginia che è qui attaccata Si è e dentro allo lo stato della 5 Virginia, diciamo. chilometri c'è lo stato del Maryland, perciò in una zona del comprensorio forse qualche thousand, ma non di più. E poi parliamo di zone molto grandi, molto estese, perché anche lo stato del Maryland e il Virginia, insomma, prendiamo quasi metà d'Italia, cioè zone, no, territori estesi, ecco. E, Mhm. sì. Però insomma più o meno la situazione è sempre critica e un po' che ancora non Sì, si sa, sì. tante incertezze, ecco. Pensi di ritornare, di rimanere lì? Cosa pensi di fare? Come vedi il tuo futuro adesso? Ah, beh, il mio futuro lavorativo sicuramente è qui, anche perché adesso ormai sono tanti anni che sono qui. Diciamo che sto pensando a quando potrò andare in pensione, ritirarmi, che la trovo è un po' un'utopia, ma beh, sicuramente per il lavoro qui e ritornare a casa quando non avrò più bisogno, o la necessità, non tanto il bisogno perché magari fare qualcosa si fa sempre, ma più la necessità, ecco, di lavorare, di Di dover lavorare, sì, sì. lavorare. Quant'è che manchi da Mareno? E adesso sono dal 2002, dall'estate 2002, però Ah, io però. sì, tanti anni, ma è dal 2006 che ho la gran fortuna di poter venire ogni 6 mesi. E io dal 2006 che d'estate faccio sempre 5 settimane, tutto il mese Ah, intero. Quest'anno purtroppo no, e infatti me ne dispiace, sono un po'. hai famiglia Però qua, hai familiari ancora qui, amici, sì, sì, ho cugini, tutta parenti? la famiglia, ancora la fortuna, la grazia di avere i miei genitori, ho Ah, ecco, mio fratello, bene, una sorella, una bene, mia, sorella, io che sono ti gemella. aspettano e quest'anno però niente, bisogna aspettare magari a Natale, No, no? infatti spero, vediamo. Basta che questo virus Se sparisca. ne va. Sì, ma Sì. guarda, poi se ne va, guarda, anche noi adesso che siamo leggermente più avanti di voi come Mm. tempistiche, negli ultimi 15 giorni il trend è stato proprio downtrend. Siamo arrivati, mi sembra, a 80 ricoverati in tutto il Veneto nella intensive care unit, quindi tutto sta andando per il meglio. E Beh, dai. proprio oggi il governatore diceva, Luca Zaia diceva in trasmissione che sarebbe opportuno aprire il 18, però abbiamo bisogno di una guide, cioè di una data proprio, perché le Sì. persone non è che puoi dire aprite domani, non è così tic-tac, Mm, e mm. anche bisogna organizzarsi con le dovute Cautele. norme di sicurezza, Mm. quant'altro, e quindi avendo un po' di tempo per organizzarsi, la gente magari si Sì, mette, e questo manca perché ti fanno tutto improvvisamente, aprite domani, boom, tutti a correre, poi si crea anche più confusione. No? sì. Anche perché Quindi, dopo 2 mesi, perché è lunga, cioè un sì, abbiamo anno, cominciato il 22 di febbraio noi, quindi vedi che siamo abbastanza. E poi anche pensa il turismo, quello delle spiagge, delle Dolomiti, delle colline, dei laghi, e che devono sapere cosa fare, e si sta aprendo, ad esempio, verso la Croazia un corridoio che ha creato la Germania loro si stanno già organizzando per accogliere i turisti, mentre qui noi ancora non sappiamo quando, come, e non è bello vero. perché la gente è pronta, Sai, ormai sto abbiamo seguendo capito, sì, questa. Scusa? abbiamo capito cosa bisogna fare. Mm. Stare lontani, mettere le mascherine, i guanti, siamo bravi, siamo stati bravi, però adesso la gente soffre, vuole lavorare,
Noi è che il Veneto per natura non chiede assistenzialismo, chiede solo la possibilità di lasciateci lavorare, insomma, è il minimo, no? Il minimo sì. No, no, ma infatti hai È ragione. il minimo. Sto seguendo comunque perché leggo sempre il Gazzettino, Tribuna, che Grazie. leggo, seguo, insomma, mi tengo sempre, poi sai, Sì, ho sì, sempre sì, sì, ogni sì. giorno Ti il tieni, contatto ti con la tieni famiglia. informata sulle Sì, questioni, è sì, giusto. sì, 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 sì. sì, sì. No, Eh, l'importante è che appunto si arrivi a questo, ma si arriva, e lì cosa dicono, come la vedono? Perché parlavano di una crisi che non si vede dal 29, ma insomma ci sarà una via di uscita, no? Cosa dici tu? sì, diciamo che come sai in gioco ci sono le elezioni, perciò Ah, eh, bravo. sì, e perciò penso che tutto girerà intorno a quello, al Alle risultato di elezioni. quell'elezione. Sì. Diventerà una cosa politica anche È quella, una eh? cosa politica, È guarda, una cosa è politica. un mio parere, non Sì, 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 no, no, non ma sto, condivido eh, anch'io, sto- è inevitabile che poi la politica si intrinsechi anche con la vita normale, con la salute, con la sanità, perché poi in base alle decisioni che prendono avranno il loro riscontro anche un giorno che andranno a chiedere il consenso agli elettori. È assolutamente. normale che sia così. Perciò sono pienamente convinta che anche tutto questo lockdown, tutta questa situazione così eh, viene gestita proprio anche in causa a quello, ecco. Il risultato di quell'elezione farà cambiare tante cose. Senti, per parlare qualcosa di più E non si leggero, sa, dipende cosa, chi, cosa mangi chi oggi, per sarà. esempio? Di questi giorni di lockdown, cosa mangi? Ti fai tu una Ah, io pasta, qualcosa? sì, 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 io mi cucino, non, mi arrangio, io mangio, cerco il più possibile di mangiare italiano, nel senso anche prodotti che trovo, ehm, ma mi faccio la pasta, mi faccio tutto io, il sugo io, mi limito il più possibile a comprare cose già confezionate, perché qui sai, mangiano tutto così, mi preparo tutto, l'insalata non compro neanche quella già nella scatola o già nel sacchetto, prendo tutto sciolto, me lo lavo, no, no, è così, Bene, assolutamente. bene. Sì, E sì, anche quindi fuori, eh? mangi all'italiana pur essendo confinata, diciamo, in Sì, casa. sì, sì, Hai sì, qualche sì. animale, gatti, cani con te No, o... perché abito in un palazzina, io ho uno studio, ma comunque è abbastanza grande per me, ma non Non permetto. permettono gli animali. No, Sì, sì, come succede spesso. sì. Vabbè, Mm, dai. Sì. ma è che Quindi, comunque, no, magari un cagnolino non sarebbe, no, anche per compagnia, ma mm, io normalmente ho un orario molto intenso, mi alzo molto molto presto alla mattina, alle 4, alle 5 sono già al lavoro, a volte lavoro fino a tardi alla sera, non ho il classico orario da impiegata, diciamo, di dalle routine, 8 sì, alle sì. 5, Quindi 8, 6, andresti male anche a gestire un animale. Ma se potessi scegliere, sei più gatto o più cane? cane, Cane. piccolino, un Più ticcapuro gestibile, magari. piccolino, sì, sì. Anch'io personalmente preferisco, anche se ho due Mi cani e piace un gatto. i gatti, no, no, ma Sì, sì. abbiamo sempre avuto, anche crescendo quando eravamo piccoli a casa, perché abbiamo spazio attorno, e, abbiamo sempre avuto un cane, ecco, e allora il cane diciamo Sì, che sì, si è il cane, implementato. sì, sì. Ti capisco, anch'io ne ho due, guarda.
Cioè, ho uno che è un meticcio trovato in mezzo alla strada, che era stato buttato in mezzo alla strada, che ha 11 anni, la Luna. E poi ho la Lola che ha 5 anni, è il regalo della nonna di mia figlia, è un Labrador, che ha 5 anni e pesa quasi 50 kg. È sempre che mangia. Ti fanno compagnia e anche quando magari sei giù o sei un po' così. Sì. Vero, No, il cane e il gatto. Poi ho anche un gatto che si chiama Lala, che ha 10 anni, e lei è sempre qui con me di solito, sopra il computer. Mi viene qui sulla spalla. Invece penso che sia lì adesso, che non so se si vede. Aspetta. No, non la vedo. No, forse di là, aspetta. Eccola lì, guarda. La vedi? Ah sì, adesso sì, un po' sì. È lì sull'angolo del divano che dorme. Così allora, Maria-Elisa. Hai qualcosa che vorresti dire, di raccontare qualche aneddoto, qualcosa prima che ci lasciamo? No, io voglio fare gli auguri a tutti, a tutte le persone che ascolteranno questo, bisogna stare positivi e niente, pensare che le cose miglioreranno, e avere tanta fiducia, pregare. Passerà tutto come è passato. Sì. Ne abbiamo passate tante, ci mancherebbe che non passi anche questa. Sì, bisogna non lasciarsi andare, ecco. Certo. Quando si è circondati dalla famiglia, dagli affetti, è ancora più facile. Ma faccio il mio augurio a tutti, ecco. Grazie, gradito. Non dico come prima, ma migliore di prima. Ho avuto veramente piacere inaugurare questa mia nuova trasmissione, è un po' esagerato, però questa chiacchierata, questo filò con te. Grazie. Anche un aspetto di abbraccio oltreoceano, visto che anch'io, come te, ho vissuto tanti anni in the old USA. Anche tu hai avuto l'esperienza degli Stati Uniti. Sì, e così comunque ci risentiremo quando faremo altre trasmissioni con altre modalità, con altri argomenti. E io ti inviterò, se tu hai piacere di partecipare anche con altre persone, sarà sempre un piacere averti. Assolutamente, grazie. Chiamami quando vuoi. Buona giornata. Un abbraccio, ciao Marilisa, grazie per aver partecipato. Ciao, grazie. Ciao.